Quanto è importante e significativo che sia stato tolto il velo alle medaglie qui a Venezia nella sua regione? Ma mi lasci dire che si fa sul serio, siamo entrati nel vivo, aver visto le medaglie per me è stata un'emozione. Consideri che io sono colui che si è inventato la candidatura di Milano, consideri che sono colui che si è inventato la candidatura di Cortina, di Trento e di Bolzano, e ho presentato questo dossier all'inizio che era, diciamo, un po' fra virgolette ostile al dossier originario che era quello della Lombardia, ma poi alla fine abbiamo fatto questo viaggio assieme che è un viaggio eccezionale, ci ha permesso di vincere perché il progetto è veramente eccezionale. Tra l'altro Federica Pellegrini è qua, dietro l'angolo praticamente. Lei è veneziana di Spinea, ma è veneziana, ama Venezia, ama il Veneto, ma lo è anche Francesca Porcellato con tutto il suo medagliere, che ormai penso che ci voglia un trolley per portare a spostare le medaglie di Francesca, e quindi le ringrazio tutte e due perché è stata un'emozione anche questo viaggio delle medaglie olimpiche per arrivare a Palazzo Balbi. Presidente, solo queste Olimpiadi possono permettersi di far portare le medaglie sul Canal Grande. C'è qualcosa davvero di eccezionale in questa candidatura? Ma c'è tutto, c'è il progetto di sostenibilità, è la prima Olimpiade diffusa e sarà un modello che il CIO replicherà negli anni. C'è un doppio nome, su mia volontà siamo riusciti a darci questo doppio nome, mai accaduto nella storia che un'Olimpiade porti il nome di due città, Milano e Cortina. È un'Olimpiade che sicuramente è poco impattante, che utilizza molte infrastrutture che avevamo già, che è andata a recuperare dei punti critici. Pensi il Bob di Cortina, il più vecchio al mondo, del 1928, ma un cadavere eccellente perché era abbandonato da qualche decennio, e quindi siamo andati a bonificare una discarica e a realizzare un'opera iconica che sarà l'ultimo Bob, stando alle parole del CIO, del presidente Bach, che verrà realizzato al mondo, e poi molto altro ancora, quindi saranno veramente delle belle Olimpiadi. Nel 1956 Zeno Colò e Lorenzo Cappello hanno acceso il tripode della fiamma olimpica. Avete già scelto quest'anno chi farà questa operazione? Ma guarda, io non sarò più presidente di regione, quindi non c'è neanche l'incompatibilità, adesso mi fa pensare, potrei accenderlo io direttamente.